Ciao a tutti, sono Ernestina della Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Cari amici ascoltatori, vi invito a venire qua con me a Casa Veneto, a Cortina d'Ampezzo, per vivere insieme le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Venite con noi. In questa nuova puntata, cari amici ascoltatori, voglio portare voi, bellunesi nel mondo, tra sole e neve, in un luogo noto in tutto il mondo, ma che si trova nella nostra provincia di Belluno. Il mio desiderio è farvi sentire parte di questo evento storico, anche se lontani, ma vicini e mai soli. Venite con me dentro l'atmosfera delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 per raccontarvi ciò che si è vissuto qui attraverso eventi, incontri e progetti che hanno presentato il Veneto a livello internazionale. Immaginate di essere qui a Cortina accanto a me? Se siete pronti, partiamo per questa puntata olimpica, così anche voi fate parte di questo evento storico che ha avuto luogo nelle nostre Dolomiti bellunesi, con Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, come sede dei Giochi Olimpici. Tra entusiasmo, tifosi, autorità, bandiere e lingue che si intrecciavano, Cortina respirava un'energia speciale. Dal calore della gente e del braciere olimpico al fresco della neve di questo inverno ampezzano. Arrivare in centro significava entrare in uno spazio davvero internazionale. Sono venuta qui per raccontare questa avventura olimpica insieme ai Veneto Creators della Regione Veneto, ma soprattutto per voi, cari amici di Ernestina dalla fine del mondo. Se volete, potete seguire anche la versione video sui canali della BM e sui miei social. Partiamo ora dalla nostra casa, perché sì, i Veneti abbiamo avuto una casa nel cuore della città, nella storica Casa delle Regole di Cortina d'Ampezzo, simbolo della tradizione ampezzana logicamente. Questa è Casa Veneto, ha aperto le sue porte al mondo, raccontando il territorio durante i Giochi Olimpici. Qui non si parlava soltanto di sport, si parlava di radici, di comunità e di appartenenza. In questo contesto abbiamo incontrato una figura che conosce molto bene Casa Veneto, Giuliano Vantaggi. Lo abbiamo intervistato nella sala stampa per approfondire il significato e l'importanza di questo progetto che ha rappresentato per tanti un punto di riferimento nel cuore delle Olimpiadi. Ascoltiamolo insieme. Cari amici ascoltatori, siamo qui a Casa Veneto nella sala stampa con una persona super importante, il boss. Qua Giuliano Vantaggi, che sei stato già in questa trasmissione, ma per i nuovi ascoltatori puoi raccontarci chi sei? Giuliano Vantaggi, direzione promozione turistica Regione Veneto, e noi veramente abbiamo creato questo bellissimo panel che è Casa Veneto, che è un contenitore di contenuti che hanno visto veramente il Veneto presentarsi alle Olimpiadi di Milano Cortina a tutti i giornalisti del mondo. Ecco, immagino che è una valutazione positiva, avete attraversato le Olimpiadi e ora vi preparate per le Paralimpiadi, ma questo periodo come lo avete vissuto? È stato un viaggio incredibile questi 15-16 giorni, perché veramente c'era il mondo che veniva a trovarci a casa nostra, noi dovevamo essere sempre sul pezzo a presentarci, a fare in modo che tutte le località del Veneto venissero evidenziate, tutte le stagioni tra l'altro, perché non parliamo solo di inverno ma parliamo di tutte e 4 le stagioni, e veramente i giornalisti sono stati contentissimi di vedere e incontrare questa ricettività e queste esperienze che gli operatori gli fornivano, e torneranno a trovarci tutti quanti. Speriamo, anch'io con il team di Ernestina della fine del mondo su Radio VM, anche i Veneto Creators di cui ne faccio parte, siamo stati accolti molto bene, quindi contenti. E come guardate queste Paralimpiadi che stanno per arrivare? Intanto viva i Veneto Creators, è la roba più importante. Ma queste Paralimpiadi sono molto importanti perché poi ci avvicinano a altro tipo di turismo inclusivo, turismo accessibile, quindi si parlerà di altri temi. E è importantissimo avvicinarsi a questi temi, essere preparati anche su questi temi. Moltissime località del Veneto sono molto preparate nella parte del turismo inclusivo e accessibile, e quindi presenteremo queste località in modo che tutti i giornalisti possano capire quanto bella è questa regione, quanto accessibile è questa regione, quanto inclusiva è questa regione. Ecco, posso ora chiederti un saluto per i nostri bellunesi nel mondo che ci seguono su Radio VM? Un saluto ai bellunesi nel mondo e ci vediamo presto. Ecco, grazie Giuliano. Grazie Ernestina. Grazie e complimenti Giuliano a te e tutto il tuo team per il lavoro che avete fatto a Casa Veneto. I volontari sono stati la forza delle Olimpiadi. Ho incontrato 3 volontari delle Olimpiadi. Vediamo chi sono, da dove vengono e cosa rappresenta per loro. Francesca Conegliano, fare amicizia con persone da ogni parte del mondo. Jenny, Valle di Cadore, far parte di un'esperienza internazionale incredibile. Camilla, Agordo,
oltre a scambiare le spille, far parte di questo appuntamento con la storia. Grazie ragazze per la disponibilità e per tutto il lavoro che avete fatto durante le Olimpiadi. I volontari sono stati la forza e non solo di Casa Veneto, ma di tutta l'organizzazione olimpica. A loro va un grande ringraziamento per tutte queste cose che hanno fatto. Non è stato facile, ma ce l'avete fatta. Ora, dal calore e l'entusiasmo dei volontari, torniamo in centro, più precisamente a Cortina Centro. Un altro evento che ha avuto questo luogo incredibile come cornice ha onorato i prodotti bellunesi. Siamo stati invitati come Ernestina dalla fine del mondo al rinomato Hotel della Poste, nel cuore storico di Cortina d'Ampezzo, dove è stato presentato davanti a un pubblico esclusivo in una cerimonia intima un gusto di gelato artigianale dedicato a Tiziano, famoso, nato a Pieve di Cadore a fine 1400 e morto a Venezia nel 1576. Questa degustazione si dà anche in onore della mostra che celebra l'anniversario numero 450 dalla morte di Tiziano Vecellio. Questa mostra, Tiziano e il passaggio dal Cadore alla laguna, la Pala Gozzi e la sommersione del faraone, rappresenta il primo grande appuntamento delle celebrazioni, inserito nell'ambito delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina 2026. Il gusto di gelato presentato è opera del grande ufficiale Fausto Bortolot, maestro gelatiere che ha ideato questo sapore in onore del pittore bellunese e del suo celebre rosso Tiziano. Fragola, lampone, latte, uovo e miele, un equilibrio tra tradizione e creatività, un sapore antico ma attuale. Presente anche il magnifico rettore dottor Renzo Bortolot della magnifica comunità di Cadore. L'assaggio di questo gusto di gelato è stata una chiusura dolce e perfetta per una serie di intense giornate olimpiche, ma anche un simbolico punto di partenza per questo evento futuro dedicato a Tiziano qui nella sua terra. E sono molto contenta di aver potuto avvicinarvi a questo evento attraverso la radio, qui la nostra radio ABM, condividendo anche con voi un frammento di queste Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che hanno visto coinvolta l'intera provincia. E così dai, torniamo al nostro quartier generale della nostra amata Casa Veneto, che è stato un ufficio unico e moderno allo stesso tempo. Lo spazio era strutturato su 3 livelli, al piano terra aperto al pubblico come state vedendo nelle immagini, dedicato alla promozione turistica ed enogastronomica, con incontri e presentazioni quotidiane. Al primo piano un media center con 30 postazioni di lavoro per giornalisti internazionali e nazionali, dove si lavorava e si seguivano le gare. All'ultimo piano incontri istituzionali e tavoli strategici. Casa Veneto è diventata contemporaneamente showroom, hub mediatico e luogo di rappresentanza. Sono stata invitata a partecipare a diversi eventi interessanti. Il palinsesto era ricco e metteva insieme molteplici aspetti: patrimonio UNESCO, parchi regionali, ville venete, Dolomiti bellunesi e turismo outdoor, oltre a destinazioni come Verona, il Garda, Jesolo, Bibione, il Delta del Po e le Terme Euganee. Uno dei format principali è stato lo slalom delle eccellenze che ogni giorno portava prodotti e storie delle varie province del Veneto. Le Olimpiadi sono state molto più di una competizione sportiva. Sono diventate un grande punto d'incontro tra turisti arrivati da ogni parte del mondo, atleti emozionati prima delle gare, giornalisti con il microfono sempre acceso, autorità istituzionali e produttori locali orgogliosi della propria terra. Nelle piazze, nei padiglioni, a Casa Veneto e tra le vie di Cortina si respirava un'energia speciale. Lingue diverse, strette di mano, sorrisi, curiosità. Per qualche settimana il mondo si è dato appuntamento tra le nostre montagne, trasformando ogni incontro in una bella storia. Le Olimpiadi sono state anche una piattaforma storica per presentare il Made in Italy e in particolare le eccellenze venete. Ogni provincia ha avuto il suo spazio e il suo racconto. A Casa Veneto si sono alternati talk, degustazioni e incontri che hanno mostrato il meglio della nostra terra e delle mani che la lavorano. Non solo prodotti, ma identità, cultura e anche passione. Si è creata una sinergia tra enti organizzatori, istituzioni, operatori turistici, creators, giornalisti, volontari, turisti locali e commercianti, tutti con un obiettivo comune: diffondere l'identità di un territorio che ha avuto gli occhi del mondo puntati su di sé durante queste Olimpiadi invernali. Ognuno ha fatto la propria parte, davanti e dietro le quinte. Quello che si è vissuto a Cortina è stato questo: uno spazio in cui sport, cultura, territorio e tradizione si sono incontrati. Le Olimpiadi sono diventate un'occasione per raccontare chi siamo e cosa sappiamo fare. E forse la cosa più bella per noi bellunesi nel mondo è sapere che anche attraverso la radio si è potuto condividere questo momento, sentirsi vicini, sentirsi parte di una storia che appartiene un po' a tutti noi.
Spero che questo racconto vi abbia fatto sentire qui, accanto a me, tra le montagne di Cortina e dentro l'atmosfera olimpica. E con questa grande emozione, la nostra puntata oggi finisce qui. Vi aspetto alla prossima occasione e se volete rivedere queste e tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Belunesi nel mondo, ma anche nelle mie personali di Facebook e Instagram con il mio nome Ernestina Dalla Corteluccio o anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto e ricordate, come dice il nostro motto, vicino lontani, mai soli. Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.